Mancano pochi giorni dall'inizio ufficiale della scuola e l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, che a livello territoriale copre vaste aree come San Leone, il villaggio Mosè, il villaggio Peruzzo, presenta 8 plessi scolastici. Preside, quali i problemi risolvibili prima di questo inizio immediato della scuola? Innanzitutto la complessità di una scuola di 1300 alunni con 8 plessi distaccati in un territorio che è quello della fascia costiera di Agrigento, e quindi Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, San Leone. 8 plessi che naturalmente hanno bisogno di personale, di collaboratori e quindi di bidelli. Questa forse è la prima grana che ci troviamo ad affrontare, naturalmente, perché le unità di personale sono diminuite. Proprio stamattina mi sono recato all'ufficio scolastico provinciale proprio per sollecitare l'integrazione dell'organico, a parte che poi c'è un problema generale che riguarda le strutture scolastiche, che sono in qualche caso, come voglio dire, bisognose di grandi interventi. Nel caso mio specifico evidentemente c'è necessità di trovare ulteriori locali, perché la zona è in grande espansione, per cui all'espansione demografica non è corrisposta un'espansione degli istituti. L'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Agrigento sta effettuando un sopralluogo generale in tutti gli istituti di scuola dell'infanzia e primaria per accertare le urgenze immediate da risolvere. Voi che problemi presentate? Io ho già incontrato, per la verità, l'assessore Biondi e devo dire che sta manifestando una grande sensibilità per quanto riguarda la soluzione di problemi immediati. A lui ho proposto evidentemente il ritrovamento di alcuni locali che abbiamo già individuato e che erano stati utilizzati già qualche anno fa, perché evidentemente abbiamo necessità di nuove aule, soprattutto per quanto concerne la scuola primaria e anche per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Ha mostrato grande interesse, so già che sta prendendo accordi con i proprietari. Evidentemente vorremmo contare su una disponibilità di nuove strutture, perché oggi la scuola non è fatta solo di un'aula per ogni classe.